Siamo pronti ad accogliere i turisti che vorranno venire a visitare le nostre straordinarie e bellissime Dolomiti Bellunesi, soprattutto nel periodo estivo, ma anche in quello invernale, ma soprattutto seguendo delle regole. Ecco perché all'interno del nostro sito Visit Dolomiti Bellunesi abbiamo inserito una sorta di decalogo che può aiutare coloro i quali vorranno visitare le nostre montagne di comportarsi in determinate maniere. In questo modo cercheremo anche di aiutare tutti coloro i quali quotidianamente sono a disposizione di chi purtroppo affronta la montagna in condizioni diverse e può anche rischiare purtroppo anche la propria vita. Quindi l'invito che voglio fare a tutti è quello intanto di venire a trovarci, perché sicuramente vivrete delle esperienze uniche e irripetibili, e dall'altro di vivere la montagna con un senso di responsabilità che è indispensabile per poterla vivere nella maniera migliore. Sì, noi siamo felicissimi che appunto di aver partecipato a questo progetto, anche perché crediamo appunto che la frequentazione consapevole sia la chiave di lettura del nostro territorio. Siamo contentissimi che negli ultimi anni sia aumentato moltissimo la frequentazione della nostra provincia e della montagna in generale. Questo giocoforza porta al fatto che siano aumentati anche i soccorsi, ma non, secondo noi, di pari passo, e quindi vuol dire che tutte queste attività, insieme a quelle che noi facciamo da anni sul territorio, nelle scuole, assieme con il CAI, con le guide alpine, comunque stanno dando i loro frutti, nel senso che gli interventi sono aumentati, ma non così tanto come potrebbero essere in base alla frequentazione che c'è, insomma. Quindi tutti questi progetti, questi lavori che sono stati fatti da questo tavolo che oggi ha riunito queste persone che appunto sono gli attori principali della montagna, secondo me sta dando buonissimi frutti, insomma. Il portale di destinazione oggi è sempre di più un punto di riferimento per il turista che naviga all'interno del nostro portale, del portale di destinazione, cercando informazioni, e questo contenuto oggi è importante proprio perché la navigazione è aumentata negli ultimi 2 anni, vediamo dei numeri molto molto rilevanti, cresciuti radicalmente, circa un 300% in più rispetto all'anno precedente, abbiamo circa 1.200.000 impressions, o quasi 300.000 utenti unici che cercano informazioni, per cui aver arricchito il portale con queste informazioni crediamo che sia molto importante, proprio perché spesso i contenuti più ricercati hanno a che fare proprio con l'escursionismo, quindi con la vacanza in montagna, con il trekking, con le escursioni, con tutte quelle attività outdoor, e grazie a questo contenuto oggi riusciamo a informare il turista su come comportarsi, le regole d'oro per appunto affrontare la loro vacanza in maniera serena e senza pericoli.